Agrigento domani mattina, venerdì 27 aprile, alle ore 10, si riunisce l'ATI, l'Assemblea Territoriale Idrica Agrigentina. All'ordine del giorno della riunione dei 43 sindaci agrigentini vi è anche la risoluzione del contratto con Girgenti Acque. Ascoltiamo in proposito Marcella Carlisi e Livio Sutera Sardo del Movimento 5 Stelle e Fabrizio Raso dell'Intercopa, il Comitato Intercomunale per l'Acqua Pubblica. Ad Agrigento domani mattina, venerdì 27 aprile, alle ore 10, si riunisce l'ATI, l'Assemblea Territoriale Idrica Agrigentina. All'ordine del giorno, tra l'altro, vi è la risoluzione del contratto con Girgenti Acque. La consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Agrigento, Marcella Carlisi. Sì, io rilancio l'appello dei rappresentanti, dei portavoce regionali al nostro sindaco, alla nostra giunta, perché venerdì faccia la sua parte. L'assessore Amel, quando era consigliere comunale, durante la delibera di giunta riguardante la manifestazione di interesse per l'acqua pubblica, aveva stabilito quelle che erano, aveva stilato un elenco di inadempienze o cose che non andavano riguardo al gestore. Livio Sutera Sardo, attivista del Movimento 5 Stelle. Sì, finalmente domani si compie quello che era il percorso previsto dalla legge 19/2015, cioè la costituzione dell'ATI, l'approvazione da parte dei consigli comunali per il ritorno all'acqua pubblica e l'individuazione delle inadempienze da parte dei gestori. Mi pare che dopo 10 anni hanno trovato tantissime inadempienze, non ultima chiaramente i 13 depuratori sequestrati o le decine di ordinanze del sindaco per l'inutilizzo dell'acqua ad uso umano o le tariffe esose ed illegittime chiaramente. Chi pensa che dopo 10 anni, ma dopo 10 anni appunto perché questi eventi si sono accumulati nell'arco di 10 anni, chi pensa che si possa perdere il finanziamento per il rifacimento della rete idrica, a me sembra più un ricatto questo del rifacimento della rete idrica, questo della perdita dei finanziamenti, perché comunque questi finanziamenti possono non essere perduti se si fa una qualsiasi bando di gara, di appalto. Agrigento atavicamente ha avuto problemi di rete idrica, non vedo perché adesso, proprio alla vigilia di questa risoluzione, si debba invocare la possibile perdita dei finanziamenti. Mi sembra una sciocchezza. Finalmente domani comunque vedremo cosa succederà e chiaramente il Movimento 5 Stelle auspica il ritorno all'acqua pubblica. Fabrizio Raso del Comitato Intercopa, Intercomunale per l'Acqua Pubblica. Sì, l'Intercopa nasce appositamente per questo, per il ritorno all'acqua pubblica nella provincia di Agrigento, e questa di domani viene visto come un grande traguardo frutto del lavoro di questi anni e soprattutto di questi ultimi mesi. Siamo speranzosi che domani praticamente la maggior parte dei sindaci dell'ATI voterà questa risoluzione e arriveremo a questo traguardo che l'Intercopa si era prefisso già da diversi anni.